Veneto rappresentano la novità assoluta di questo 2022 e già alla loro prima edizione hanno visto un record di iscrizioni. Stiamo parlando dei campionati regionali assoluti, manifestazione che nei giorni scorsi ha incoronato i campioni veneti di terza e quarta categoria in un unico grande evento che per 3 settimane è stato ospitato nella splendida cornice del Centro Sportivo 2000 di Padova. Veramente un grande successo sia di numeri che di livello medio di gioco, abbiamo più di 280 iscritti, quasi 90 ragazze e 190 e passa ragazzi, con appunto un livello altissimo, classifiche molto alte. Il livello di gioco in campo lo stiamo vedendo, è veramente incredibile, quindi siamo molto soddisfatti di questo primo appuntamento storico per la Regione Veneto. Abbiamo voluto uniformarci alle altre regioni d'Italia che da tempo disputano i campionati assoluti regionali, quindi un grande open regionale che decreterà i campioni assoluti del Veneto, ma anche i campioni di quarta categoria e quelli di terza categoria. 7.000 euro il montepremi del torneo che ha visto trionfare Martina Muzzolon tra le donne e Federico Bertuccioli tra gli uomini. La portacolori del CT Scaligero, testa di serie numero 2 del tabellone, ha sconfitto in finale con un combattuto 6-3-7-6 l'outsider Cristal Dule dell'ST Bassano, mentre il 2-3 del centro sportivo Plebiscito ha avuto la meglio su Francesco Ferrari del CT Vicenza, che si è ritirato sul 6 pari del secondo set. Un appuntamento, quello dei regionali assoluti, destinato a diventare tradizione anche in Veneto. Il comitato regionale sta già pensando a delle migliorie da apportare per l'edizione dell'anno prossimo e per quelle a venire. Abbiamo già qualche idea, ma non vi anticipo niente. Quello con i campionati regionali è stato solo un antipasto per il momento più atteso della stagione, sui campi del CT 2000. Organizzeremo un torneo internazionale ITF Combined, quindi un ITF 25.000 maschile, 15.000 femminile, dal 7 al 14 di agosto qua al Centro Sportivo 2000. Prima volta in assoluto che organizziamo un torneo del genere, sarà un grande appuntamento con tabelloni di qualificazione a 48 sia nel maschile che nel femminile, quindi sarà una settimana di grande tennis e vi aspettiamo tutti numerosi a vedere queste bellissime partite su questi bellissimi campi.